Siamo davanti a uno scenario di guerra incomprensibile e ingiustificabile, e le guerre sono sempre ingiustificabili. Questa a maggior ragione, nel senso che pensare che con la violenza si possano risolvere i problemi decisamente no, è un gesto di follia, è inaccettabile quello che sta accadendo. Una follia senza giustificazioni che va subito bloccata, così il presidente del Veneto sui tragici sviluppi tra Russia ed Ucraina. Zaia risponde da Roma al termine dell'incontro sull'autonomia con la ministra Gelmini e poi con Matteo Salvini e Attilio Fontana, un vertice nel quale, sottolinea il governatore, è stato fatto un passo in avanti nell'impervia strada verso l'autonomia. Ci siamo lasciati un ulteriore approfondimento rispetto ad alcune norme, rispetto ad alcuni passaggi della legge quadro, nella speranza che si possa trovare una soluzione, perché se è autonomia vera allora approviamo questa legge quadro, altrimenti no. Ma insomma direi che i tempi sono maturi comunque per andare al vedo, dopodiché vedremo quali saranno le soluzioni. Ci saranno ancora delle settimane di lavoro perché comunque la legge quadro deve blindarci sul fronte del fatto di riuscire a portare a casa poi delle intese per l'autonomia che sia autonomia vera. Se non sarà così è ovvio che non ha nessun senso farlo.